In queste puntate, 1 milione di euro per marchepiz e stradis. Udin Museus senza confins. 5 dis per il Festival de Paz. Gli appuntamenti de settimane. News marchepiz e stradis metudis in sest. A che conventarà il milione di euro che la giunta comunale di Udin e impleerà per portare in dinanzi una serie di interventi a tor perdute la città. 10 milioni al vignerà mitud per prontare 1,5 chilometri di marchepis di vari sbandis. Si intervignerà in via del Cotonifici, prima e dopo le rotonde con via Colugne, in via Montevodice, in via Bufalini, via Sesto in Silvis, in via De Roe e via Ioppi, d'ogni le biblioteche. In questi ultimi due viis si previo di mettere in sicurezza anche la crosiere, facendo un tap dall'asfalto. Con un secondo progetto di 500.000 euro, l'amministrazione comunale sistemerà tratti di vie Foscolo e vie Battisti, dove il covente torna a mettere il porfido. In via al Duodo si irà a prontare un percorso ciclopedonale di Placial 26 di Loi a Placial Cella. Altre crosiere che vignerà sistemate e che in Frilisvis, Piave, Aquilea, Vittorio Veneto e Gorghi. Oltre alla sistemazione della pavimentazione, si adegueranno i passaggi pedonali anche per chi non vedi. La stessa roba si farà in via Gurizia e via Montmangart. In Marchepis, in via San Francesco e via Vittorio Veneto e le bande di Placial Oberdan, ogni dal tabacchino e dal bar, e saranno mettute in sest. Ad un contrasto di via Giussani, dove si slargherà la strada e si asfalterà il tratto che comune all'esterato. Per questo progetto si spenderanno 100.000 euro, ma non per gli propri, visto che i residenti hanno dato solo noi i loro terreni all'amministrazione per rendere la strada più percorribile. Il comune di Udin rientra in un patto senza confini per promuovere i musei ad un con la Slovenia. Il tutto per sburtare l'immagine e l'uffiarte dal museo etnografico di Palazzo Giacomelli in Borgo di Graccian, viert l'anno passato e non così conosciuto anche al gran pubblico. Perché la giunta comunale, su proposte dell'assessore ai culture Luigi Reitani, è aderita al circuito italo-sloven Open Museum, dove che in parte anche per Italia il Cistiere Stense di Ferrara, il Museo d'Arte di Ravenna, il Museo dei Grandi Flums di Rovigo, il Museo Provinciale di Gurisse e il Museo di Torcello. Invece in Slovenia è aderisce il Museo delle Città di Lubiane, il Museo del Mar di Piran e quel di Gorenis Cacrani. Si cercherà di operare interventi di gestione dei musei con innovazioni a livello espositivo ma anche di promozione e di marketing. La roba più importante per Udin è di confrontarsi con i modelli di realtà importanti e poter adoperare fondi europei per mettersi in rete sempre di più con la Slovenia per integrare le offerte turistiche e culturali. Una manifestazione che per prime volte si agita di Clamadoglie 12 che lavorano sul territorio, non come dal Friuli, per promuovere con forza la politica del pace. Alle chiesto l'identità di fare pace. La rassegna che tra incontri, conferenze, mostre, concerti e spettacoli e animerà il centro di città di mercoledì 6 di gennaio a domenica 23 di agosto. E sarà un'opportunità per discutere attraverso i contributi di differenti personalità sulle tematiche di costruzione di idee di non violenza, sulla importanza della cooperazione internazionale e sulla bisogna di dire no a ogni forma di guerra e di sopraffazione, tal non del dialogo e del conoscenza dall'altro. Ad Asidonje e saranno tutti che di partire lavorano in tal chiamo di solidarietà, di cooperazione, di immigrazione e di integrazione. Ogni giornata sarà fatta di 3 appuntamenti, un momento di approfondimento con la partecipazione di esperti, un di riflessione sulle differenti modalità artistiche per mostrare la guerra e la pace e la sera un ultimo riservato all'intrattenimento, con concerti e spettacoli in Piazza dei Siarbis e al Palamostre. Dibattiti e conferenze si terranno invece in Tecort di Palazzo Morpurgo. Udin, che negli anni passati ha fatto un percorso sul Soiesi capitale di guerra e capitale di pace, mostra così che l'eredità di 2 guerre mondiali e coventa a stringere sempre di più i legami con i popoli vicini
e a rinforzare anche chi con la int che viene a stare in Friuli per chiedere una vigna più giusta, senza guerris, senza ingiustizie e senza povertà. Gli appuntamenti delle settimane. Spettacolo dal Slovene National Drama al Palamostre, miércoles 19 di agosto alle 9 di sera. La strada per Paz, spettacolo di danze, chiants e musiche buddiste tibetane, con muinis di sera e oggi ai 20 di agosto alle 9:30 di sera in Piazza dei Siarbis. Sabato in concerto, musiche somale misclicate con l'hip hop, sabato ai 22 di agosto alle 9 di sera in Piazza dei Siarbis.